Contratto di governo, lo scetticismo di parte del mondo economico sulle misure come reddito di cittadinanza e flat tax, si teme l'assenza di copertura, i sindacati dicono poca chiara l'azione sulle pensioni, unanime il coro, inizia a lavorare. Applauso unanime però dalla politica veneta per l'inserimento dell'autonomia nel contratto di governo. Per il vicegovernatore Forcolin, alibi finiti, o si fa l'autonomia o il governo può andare a casa. È stato abbattuto oggi l'ultimo diaframma di roccia della Galleria Sant'Augustas a Vittorio Veneto. Per lo scavo di circa 1,5 km sono voluti 1000 giorni di lavoro. Ponte di Piave piange la giovane vita del 31enne Francesco Prevedello, spezzata nello schianto di ieri sera a Noventa di Piave. Allarme degli ambientalisti, l'ombra delle ecomafie dietro il sequestro di 150 flussi di materiali chimici sconosciuti trasportati da un camion lungo la Romea diretti a Motta di Livenza. Sosta selvaggia davanti all'aeroporto Canova di Treviso, ogni volta che c'è un arrivo alla partenza in Nualese il caos, la denuncia dei telespettatori. Dopo il successo record della diretta di domenica scorsa, stasera, domani e sabato alle 21:15 Antena 3 riproporrà in 3 parti la sfilata degli alpini del Triveneto per rivivere le emozioni di una giornata indimenticabile. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque c'è la politica, i riflessi in Veneto e nella Marca della politica nazionale, mentre è ancora fumata nera a Roma sul nome del Premier, pare ci siano nuove indicazioni sul cosiddetto contratto di governo, alcuni aggiustamenti annunciati da Di Maio e Salvini, la bozza di contratto diffusa ieri sera da Lega Movimento 5 Stelle porta al commento da parte delle categorie economiche, soprattutto ovviamente della Marca, con alcuni elementi di scetticismo sulle misure adottate. Sentiamo. Sono ancora diversi i punti da rivedere, ma è pur sempre una prima bozza dell'atteso contratto di governo firmato Lega Movimento 5 Stelle. 39 pagine che toccano gli aspetti più importanti della vita sociale ed economica degli italiani. Occhi puntati sulle voci che riguardano l'economia, con quel reddito di cittadinanza al centro della campagna elettorale per le politiche, che funzionerà solo quando saranno realmente operativi i centri per l'impiego, e poi il ritorno dei voucher e la conciliazione sulle cartelle esattoriali. Una serie di capitoli e sottocapitoli che già non mancano di far discutere le categorie economiche e sociali. Critico Vendemiano Sartor, rappresentante degli artigiani, uno dei settori che più ha risentito della crisi e che attende con impazienza risposte dal governo che verrà. Ci sono elementi chiaramente più propagandistici che sostanziali, perché io credo che prima di parlare di aumento di costi sarebbe necessario parlare di riduzione della spesa pubblica, perché altrimenti questo Paese non può sopportare una ripresa che venga messa in discussione magari da economie sbagliate. In un territorio come quello veneto e trevigiano, spiega Sartor, a convincere davvero poco è il concetto di reddito di cittadinanza. Nei nostri territori la gente vuole trovare un posto di lavoro, vuole lavorare, non vuole vivere tra virgolette assistita a casa. Fino a quando non verrà posta la firma sul contratto definitivo non è possibile sbilanciarsi, spiega Paolino Barbiero del sindacato pensionati, ma qualcosa da rivedere c'è. Non si parla dei coefficienti per andare in pensione, non si parla delle rivalutazioni di chi è già in pensione, quindi ci sono alcuni elementi che vanno chiariti. Da capire poi cosa succederà con la legge Fornero. Noi l'abbiamo chiesto come sindacato di superare la legge Fornero, ma anche altre norme negative che, se non vengono tolte, non danno una risposta complessiva al sistema previdenziale italiano, perché ormai è una sovrapposizione di norme fatte negli ultimi 30 anni e ci sono molte incongruenze da mettere a posto. Questa è una formula di governo talmente inedita che non ci sono termini di paragone, dobbiamo solo aspettare, spiega Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto. Per quanto riguarda le imprese, da sempre sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega hanno posto al loro interno del dibattito politico grande attenzione. Chiaramente rispetto alle aspettative delle singole categorie probabilmente c'è bisogno di un periodo di assestamento, vediamo cosa succede. Intanto la politica pone l'accento su un elemento importante, pur con le differenziazioni c'è un applauso trasversale, ovvero l'accento all'interno del contratto di governo sulla autonomia. L'impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell'agenda del governo e del Parlamento, per tutte le regioni che lo richiedono, una maggiore autonomia, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, non ultimo portando a conclusione le trattative tra il governo e le regioni attualmente aperte.
Lo scrivono nero su bianco Lega e 5 Stelle nel contratto di governo che sarà sottoposto al presidente Mattarella insieme al nome del nuovo premier. Nel documento sono poi richiamati i punti cardine del percorso prefigurato nell'ultimo anno dal governatore veneto Luca Zaia: trasferimenti delle risorse corrispondenti alle nuove competenze, geometrie variabili e costi standard. Per noi è una questione di rimente importantissima e irrinunciabile. È importante che ci sia dentro questo nel contratto di governo, che tra l'altro fa riferimento anche alla dotazione necessaria di risorse per garantire le funzioni che noi richiediamo con l'autonomia del nostro Veneto, e speriamo che almeno questa sia una delle cose che possa realizzare il prossimo esecutivo. Ci fa piacere che ci sia questo impegno, commentano dal Partito Democratico Veneto. Si tratta dell'autonomia che abbiamo sempre auspicato e della prosecuzione di un percorso iniziato dal governo Gentiloni. Però adesso spetta ai 5 Stelle e alla Lega, se faranno questo governo come sembra, trovare anche le risorse che peraltro avevano assicurato ci fossero. Certo che stanno facendo tante promesse che non saranno in grado di mantenere. Perplessità anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia, alleati in regione con la Lega ma fuori dal patto di governo romano. Speriamo che sia la volta buona, si augura Massimiliano Barison, ma le premesse non sono delle migliori. Ci preoccupa il fatto che riscontriamo una certa superficialità in ciò che viene inserito, e quindi diventa fondamentale capire quale sarà poi il percorso che dagli intenti espressi ai risultati che si raggiungeranno bisogna capire alla fine che cosa vedranno i cittadini italiani. L'impegno è preso e non ci saranno alibi, ribatte il vicegovernatore Gianluca Forcolin. Per chi è stato eletto in Veneto si tratta della priorità assoluta di questa legislatura. I nostri parlamentari sono stati eletti e sono stati mandati a Roma proprio per questo scopo. Se questo verrà boicottato o dovesse essere messo come ultimo punto dell'agenda, per quanto mi riguarda, questo governo potrebbe andare a casa già da domani. Lasciamo adesso il contratto di governo, andiamo a Vittorio Veneto, dove oggi è stato abbattuto l'ultimo diaframma di roccia della galleria di Sant'Augusta Vittorio Veneto. Si tratta di uno scavo di circa 1,5 km e costituisce l'opera principale dei lavori della variante di Vittorio Veneto tangenziale est nell'ambito degli interventi del primo stralcio per il progetto di collegamento La Sega-Ospedale, dal valore complessivo di quasi 65 milioni di euro. La realizzazione del traforo, la cui sezione ha una superficie media di scavo di 175 metri quadrati e un diametro di 15 metri, ha richiesto un impegno di circa 1000 giorni di lavoro. Lo scavo del tunnel, che vediamo in queste immagini, si addentra nel sottosuolo a una profondità compresa fra i 6 metri, in corrispondenza dell'imbocco a sud, fino a un massimo di 200 metri. Nel progetto è prevista inoltre la realizzazione di 3 rotatori di circa 45 metri di diametro, un ponte sul fiume Meschio e un tratto di strada urbana. Di quest'ultima, della lunghezza di 250 metri, è in corso l'iter autorizzativo che renderà funzionale lo stralcio con l'innesto su via Carso. Oggi l'abbattimento di quel diaframma è un altro passo importante in questo mega progetto. La cronaca adesso, la cronaca per parlare dei temporali del pomeriggio che si sono abbattuti nella Marca. Un solo intervento di scarso rilievo da parte dei Vigili del Fuoco, però unica conseguenza seria, un guasto agli apparati di sicurezza della linea ferroviaria in zona Conegliano per la caduta di un fulmine che poco prima delle 18 ha di fatto bloccato i treni per Treviso e Udine. Viaggiatori fermi alla stazione di Mestre, diverse le telefonate giunte anche alla nostra redazione, convogli bloccati, ovviamente pendolari furiosi in queste ore per le scarse informazioni ricevute. La situazione deve ancora tornare alla normalità. Se ci sono aggiornamenti ve li ovviamente forniremo. E intanto la Marca, parlando sempre di cronaca, piange un'altra vita spezzata sulle strade. Il bilancio che continua purtroppo ad aggiornarsi. Ieri sera a Noventa di Piave ha perso la vita un 31enne. Un forte botto, l'auto capovolta nel fossato che costeggia via Cannova a Noventa di Piave. All'interno della vettura Francesco Prevedello, 31 anni, di Ponte di Piave. I residenti corrono in strada, anche alcuni automobilisti si fermano per prestare i primi soccorsi. Dopo pochi minuti arrivano i sanitari del SUEM che tentano di rianimare l'uomo, ma per Francesco purtroppo non c'è nulla da fare. Sono circa le 19 quando la Citroen, condotta dal giovane, per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, esce di strada. Prima travolge un palo della fermata dello scuolabus, poi finisce contro il muretto di un'abitazione. Infine l'auto si ribalta nel fossato. La notizia della scomparsa di Francesco Prevedello è ben presto rimbalzata a Ponte di Piave, dove il 31enne e la famiglia sono molto conosciuti. Nelle prossime ore dovrebbe essere fissata la data dei funerali.
L'ombra delle ecomafie dietro il sequestro di 150 fusti di materiali chimici sconosciuti portati da un camion lungo la Romea e diretti a Motta di Livenza. È l'allarme del PD regionale che chiede un intervento della Regione. Se i rifiuti transitano e probabilmente arrivano da traffici illeciti e probabilmente non manca lo zampino della mafia, questo almeno ci dice la Commissione bicamerale sulle ecomafie, dall'altra parte ci sono centri trattamento rifiuti che ricevono questi rifiuti che sono autorizzati dalla Regione, dalle province, quindi è giusto che la Regione faccia a fondo la sua parte. La Regione Veneto intervenga con una serie di verifiche su tutti gli impianti di smaltimento rifiuti autorizzati nel territorio. La richiesta arriva tramite un'interrogazione depositata in queste ore dal consigliere democratico Andrea Zanoni dopo il sequestro da parte della Procura veneziana di 20 tonnellate di prodotti chimici sconosciuti. Il tir che li trasportava viaggiava lungo la Romea, diretto a un impianto per il trattamento di rifiuti speciali di Motta di Livenza. A fermarlo e a scoprire i 150 fusti la polizia locale di Mira, che ha riscontrato diverse irregolarità nelle modalità di trasporto e nella documentazione di accompagnamento, risultata falsa. Le etichette sui bidoni rimandano alla Marina Militare americana, ma la loro reale provenienza, così come il contenuto, resta avvolta dal mistero. È la punta dell'iceberg quella che è emersa. Ecco perché bisogna, a mio avviso, e l'ho chiesto anche con diverse interrogazioni, fare un monitoraggio di tutti i centri di trattamento autorizzati dalla Regione e dalle province per vedere che cosa sta accadendo e soprattutto per prevenire gli incendi e prevenire traffico illecito dei rifiuti. Quella degli incendi, sempre più frequenti in questo genere di impianti, rileva Zanoni, è un'anomalia statistica che non può avere alcuna motivazione lecita. Sono incendi che ormai si contano una volta al mese, ce ne sono troppi ed è evidente che non sono casi fortuiti, ma dietro c'è una regia. Ripeto, la stessa commissione bicamerale ce lo dice che questi incendi ai centri di trattamento rifiuti sono molto sospetti. Allora torniamo a Treviso, la denuncia dei telespettatori anche con alcuni video, la sosta selvaggio davanti all'aeroporto Canova di Treviso. Queste immagini eloquenti ci sono state inviate da alcuni telespettatori. Le auto lungo viale Canevare, a 2 passi dall'aeroporto Canova, vengono parcheggiate in divieto di sosta anche per un'intera settimana, senza che mai venga strappata una contravvenzione o venga fatta una rimozione. E soprattutto per giorni anche qua dove non è a pagamento, però la sosta è di 90 minuti al massimo nell'arco di una giornata. Il codice della strada e un cartello dice divieto di sosta con rimozione forzata, non ci sono santi né miracoli, la macchina va levata, basta. Parcheggio selvaggio e poi anche rifiuti di ogni tipo. Capita spesso che rifiuti vengono lasciati, bibite, lattine di bibita lungo la strada e non vengono raccolti. I controlli da parte della polizia locale sono inesistenti, ci dicono i residenti. C'è tanto di cartello che dice rimozione forzata, la polizia ci passa davanti, ma ogni volta, anche quando la chiami, non fa niente. Nonostante nella via sia stato inaugurato un nuovo parcheggio, c'è da dire però, per spezzare una lancia in favore di alcuni automobilisti, che alle volte gli stalli a pagamento non bastano, specie nei fine settimana o per i ponti delle festività. In questo caso molte persone sono costrette, pur di non perdere l'aereo, ad abbandonare l'auto anche negli spazi non consentiti. Alcune volte i parcheggi non sono sufficienti. Così la gente per non perdere l'aereo è costretta a parcheggiare anche in divieto di sosta sperando di non prendere la multa. Nell'aeroporto Canova arrivano e partono più di 2,5 milioni di persone all'anno, ma lo scalo aereo, secondo il parere di molti autisti e automobilisti, non ha un adeguato spazio per la sosta di autobus e automobili. Proprio sulla mobilità, o meglio sul tentativo di sgravare il traffico della Noalese, la presentazione oggi da parte del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte di un progetto di collegamento tra l'aeroporto Canova e la città di Treviso, un progetto presentato oggi ma che aveva anticipato a 20:10. Sentiamo. Un tratto di metropolitana di superficie, meno di 1 chilometro, per collegare l'aeroporto Canova di San Giuseppe alla città e intercettare così almeno il 10% dei viaggiatori, indirizzandoli verso Treviso e sgravando la Noalese di parte del traffico che quotidianamente la congestiona. Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra, rilancia il progetto anticipato in diretta a 20:10 su Antenna 3. Bastano 800 metri di binario per collegare la linea Treviso-Castelfranco con l'aeroporto di Treviso. Un'opera avveniristica ma semplice da realizzare,
realizzare, prosegue il candidato sindaco, su cui è pronto a confrontarsi con Save, Rete Ferroviaria e Trenitalia, e di cui beneficerebbe anche l'Università di Treviso, che Conte vorrebbe aprire al progetto Erasmus. Saremo tra i 2 e 3 aeroporti collegati direttamente con una linea ferroviaria, basta aprire, come è già stato fatto in passato e lo faremo a brevissimo, il dialogo con Ferrovie dello Stato. C'è la disponibilità di farlo, c'è l'interesse da parte dell'aeroporto di andare avanti in questa direzione e soprattutto c'è la voglia di favorire appunto il trasferimento di tutti i turisti che da Treviso scendono all'aeroporto e vengono in città. Sarebbe l'ideale appunto per favorire anche un servizio utile per l'università. E che solleverebbe parzialmente dal traffico le aree di San Giuseppe, la tangenziale e Canizzano. Questo significherebbe andare anche ad alleggerire il nodo di viabilità che oggi sta creando parecchi problemi e disagi alla Noalese. Un nodo, quello dell'aeroporto, complesso sotto molti aspetti, la viabilità è solo uno di essi. Con il presidente di Save, Enrico Marchi, va ricostruito un dialogo che con Cassugana si è incrinato, conclude il candidato leghista, per il quale la vendita delle azioni da parte del comune e l'uscita dalla compagine societaria rischiano di costare caro a Treviso. E di mobilità sostenibile parla anche il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Domenico Lo Sappio, riferendosi in particolare ai bus e al sistema dei parcheggi fuori mura. Gli interventi sul tema nelle ultime settimane si susseguono da parte dei vari candidati sindaco. Mobilità sostenibile e lotta all'inquinamento dell'aria sono questioni non più rinviabili in una città capoluogo che voglia garantire un'adeguata qualità di vita ai residenti e un'accessibilità di livello europeo ai turisti. Necessario mettere mano all'organizzazione del trasporto pubblico, secondo Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle. Le linee di trasporto degli autobus sono vecchie ormai di decenni e non rispondono più alle esigenze dei cittadini di oggi. Tra l'altro c'è il problema legato alle corse che dopo una certa ora non sono più disponibili, ci sono alcuni giorni in cui addirittura gli autobus non corrono, pensiamo al 1° maggio per fare un esempio recente. Questo non è tollerabile. Non è un problema da poco neppure la mancanza di collegamenti diretti tra i quartieri periferici, aggiunge Lo Sappio. Chiunque debba spostarsi con un mezzo pubblico deve per forza passare per il centro, causando ulteriore inquinamento. Lo sforzo della nuova amministrazione deve dunque andare nella direzione di indurre i cittadini a lasciare la macchina a casa o quantomeno fuori mura, ma per farlo occorre che ci siano tutte le condizioni. Ad oggi abbiamo parcheggi come il Miani, come il Dal Negro, che di fatto non sono sfruttati e questo è un peccato, visto che si tratta di strutture già esistenti. Crediamo anche che sia necessario spingere su alcune scelte come car sharing e bike sharing per favorire in tutti i modi la mobilità dolce in città. Ripeto, siamo in una città caratterizzata purtroppo per i dati assolutamente negativi sulla qualità dell'aria, quindi ogni scelta che possa disincentivare l'uso del mezzo proprio a favore del mezzo pubblico sarà da noi sostenuta in tutte le maniere. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Via. Diretta il telegiornale di Treviso, la seconda parte, parliamo di cultura che intende abbattere le barriere che ancora circondano le persone affette da disturbi psichici. Un progetto domani in 3 piazze di Treviso sostenuto dal sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Torna anche quest'anno la rassegna culturale organizzata dalla cooperativa Solco Robe d'Amati, che attraverso la musica, il teatro, la narrativa e il fumetto porta nelle piazze tra la gente il tema della salute mentale. Sono un modo autoironico, ma un modo per portare in piazza, portare alla luce del sole, all'evidenza di tutti questo lavoro fondamentale, questo recupero, questa inclusione di persone che altrimenti sarebbero ai margini della società, ed è particolarmente importante questa iniziativa nei 40 anni della legge Basaglia, che ci fanno avere tutti come comunità una percezione, una relazione diversa con le persone affette da disagio mentale. La cultura come strumento per abbattere barriere e pregiudizi. Uno dei nostri obiettivi è far sì che la persona non sia solo definita malata, ma che abbia un ruolo nella società, che è quello del lavoratore. La presentazione dell'iniziativa Robe d'Amati è stata l'occasione per ribadire l'impegno messo dalla cooperativa Solco ogni giorno. Da 25 anni fa un lavoro fondamentale per il recupero delle persone
persone affette da disturbi di salute mentale, e lo fa ridando loro dignità, ridando la percezione dell'utilità del loro tempo e del loro lavoro. Spettacoli itineranti che toccheranno Piazzetta Aldomoro, Piazza San Vito, per poi giungere a Santa Maria dei Battuti, con un unico filo conduttore: conoscere i disturbi psichici, avvicinarsi a chi ne soffre per aiutarli a reinserirsi anche professionalmente nel tessuto sociale. Abbiate anche voi la possibilità di venire a vederci, perché la paura sta nella non conoscenza. Sanità in carcere, oggi un'importante inaugurazione. Guardate qua un attimo. Grazie. Grazie. Taglio del nastro per l'inaugurazione di una sala radiologica, non una qualsiasi, bensì quella realizzata all'interno del carcere di Treviso. Un'apparecchiatura all'avanguardia che permetterà di effettuare RX senza dover spostare il detenuto dalla struttura. Dà la possibilità agli utenti del penitenziario di poter fare degli esami, in questo caso le radiografie, senza bisogno di accedere all'interno del presidio ospedaliero. Questa è una garanzia perché riusciamo a dare sanità e dare salute all'interno e contemporaneamente evitare anche gli spostamenti. Pensiamo che circa 200 traduzioni all'anno potrebbero essere evitate. Se si pensa che per far fronte a questi spostamenti ogni anno sono necessari circa 400 uomini della polizia penitenziaria, è evidente come la nuova sala radiologica permetta un risparmio in termini di risorse umane ed economiche quantificato in circa 30.000 euro. Una sala radiologica come questa non è frequente trovarla in strutture penitenziarie delle dimensioni di Treviso con i suoi 200 detenuti, ed è anche a loro che si guarda con questa apparecchiatura per migliorare l'impatto emotivo che ha per un detenuto l'uscita dal carcere. Far vedere alle persone il trasporto di un detenuto a un ospedale, quindi in mezzo alla gente, certo non fa piacere a tutte le persone che sono ristrette in carcere. D'ora in poi all'interno dell'unità operativa di medicina penitenziaria potranno essere effettuate le radiografie di controllo e diagnostiche. Screening antitubercolare, uno dei tanti screening che facciamo insieme allo screening infettivologico, piccola traumatologia, il monitoraggio di eventuali corpi estranei che i detenuti assumono per vari motivi. Le immagini poi, grazie all'implementazione della rete telematica, verranno trasmesse al cafoncello. Questi vengono direttamente acquisite nella unità complessa di radiologia in ospedale e in tempo reale refertate, il referto inviato sempre per via telematica qua. Raccolta alimentare sabato per l'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi, a promuovere per il secondo anno consecutivo Ascotrade, associazione nazionale alpini. L'obiettivo è raccogliere 20 tonnellate di generi alimentari. Torna sabato 19 maggio la raccolta alimentare a favore dell'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato, promossa da Ascotrade, Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Vega, Supermercati Maxi e Virosac. La prima edizione l'anno scorso in occasione della Dunata Nazionale del Piave. Sabato si replica a poco meno di un mese di distanza dalla Dunata Triveneta delle Penne Nere a Vittorio Veneto. Come vogliamo soddisfare i nostri clienti, anche queste famiglie bisognose sono dei potenziali clienti che non si possono avvicinare ai nostri negozi per varie motivazioni, e quindi poter soddisfare anche loro ci fa solo che tanta soddisfazione. Virosac ha messo a disposizione 10.000 sacchetti, Vega 2.500 scatoloni, 40 i punti vendita Maxi coinvolti tra Treviso, Belluno, Padova, Pordenone e Venezia, 8 le sezioni alpine impegnate per l'intera giornata, per un totale di 200 volontari. Riscontriamo soprattutto nella cittadinanza questo rapporto di fiducia, perché credono in noi, sanno che ciò che facciamo è destinato a soddisfare le esigenze, in questo caso primarie, della popolazione, di chi è in sofferenza. Sanno anche che appunto la destinazione è certa. Sosteniamo questa iniziativa perché Ascotrade è un'azienda del territorio, un'azienda che punta molto alla solidarietà e soprattutto alla solidarietà all'interno del suo territorio. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 15 tonnellate di prodotti alimentari, quest'anno l'obiettivo è di arrivare almeno a 20 tonnellate di prodotti alimentari. Che verranno destinati al Banco Solidale di Sant'Artemio e al Banco
agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Se la borsa è bella ricca, che c'è un po' di tutto, la gente mangia bene, mangia sano, è molto importante. Per noi questa raccolta è fondamentale per dare sempre la borsa anche durante questi mesi estivi che magari qualcuno va in ferie e c'è qualcuno è senza mangiare. Ed ora un appuntamento importante di questa sera, di domani sera e di sabato sera, sempre alle 21:15, perché rivedremo insieme la sfilata delle penne nere del Triveneto alla Dunata Nazionale di Trento. Ha oltre 11.000 iscritti, ha un numero ragguardevole. Tornano su Antenna 3 le immagini, i volti, i colori, le voci della 91esima Dunata degli Alpini di Trento. Come richiesto da voi telespettatori, stasera, domani e sabato sera a partire dalle 21:15 la nostra emittente manderà in onda i momenti dello sfilamento delle sezioni trivenete delle penne nere. Divise in 3 parti, tra oggi e sabato sarà possibile rivivere quelle emozioni che la Dunata trentina aveva già regalato domenica nella lunga diretta di Antenna 3 che aveva registrato un record di ascolti. Con le storie che fanno il grande affresco di un'epoca e di una popolazione. Sin dal mattino, con l'apertura dello sfilamento, fino a tarda sera con il passaggio della stecca e la maina bandiera, telespettatori incollati allo schermo, e così la manifestazione ha regalato ad Antenna 3 il primato di emittente più seguita dell'intero nord-est. Un record decretato anche dalle migliaia di SMS arrivati per tutta la giornata, 13.315 messaggi da chi, non potendo essere presente fisicamente a Trento, ha seguito da casa ogni momento. E adesso sarà possibile ritornare virtualmente là, tra oggi e sabato su Antenna 3, le immagini delle penne nere trivenete nella Dunata che dopo 21 anni ha riportato un Presidente della Repubblica sul palco delle autorità. Emozioni allo stato puro, solo quelle che le penne nere sanno regalare. Oggi nessuno manca. Oggi la presenza di fronte ai simboli della nostra associazione. È Said Caibi, candidato sindaco di Treviso per Coalizione Civica per Treviso, di questa sera di 20:10 fra pochissimo, e quindi parleremo di Giugana 2018 e poi alle 21:15 gli Alpini. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Prosegue un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 18 maggio. In Veneto bel tempo al mattino con ampio soleggiamento su tutte le città. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale sarà possibile sul Rodigino, sempre tanto sole altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima gradevole con temperature minime tra 11 e 15 gradi. Le massime invece saranno tra i 19 e i 23 gradi circa. Sul Friuli Venezia Giulia tempo buono al mattino con prevalenza di sole. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi ma frequenti, possibili un po' ovunque sulla regione, alternati comunque a qualche pausa più asciutta e soleggiata. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi, le massime invece saranno tra 21 e 23 gradi. Troviamo una situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di maltempo diffuso con piogge e fenomeni temporaleschi un po' ovunque sul territorio, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime saranno oscillanti tra 9 e 10 gradi circa, le massime invece tra 22 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.